Amici di Sgailand, buongiorno. Oggi siamo a Treviso nello studio Cicogna del dottor Pierandrea Cicogna, specialista in chirurgia plastica che da oltre 30 anni esercita la professione. L'abbiamo incontrato anche in seguito ad alcuni fatti di cronaca ed attualità che hanno messo in luce quanto sia sempre più importante saper riconoscere un vero professionista. Ecco cosa ci racconta il dottore. In Italia per eseguire la chirurgia plastica è sufficiente una laurea in medicina e chirurgia. È consigliabile rivolgersi a professionisti del settore, ovvero medici specialisti in chirurgia plastica, che oltre al diploma di laurea ha conseguito un altro diploma di 5 anni presso un istituto universitario. Perché lo specialista in chirurgia plastica offre maggiori garanzie. Il fatto stesso di aver fatto il suo training in un reparto ospedaliero dove esiste il centro ustioni, la chirurgia della mano e tutti i reparti dove si lavora sui tessuti molli offre indubbiamente qualcosa di più alla paziente. Il consiglio è di rivolgersi all'ordine dei medici dove il medico risiede, o meglio informarsi presso la Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, che raccoglie esclusivamente i medici specialisti in chirurgia plastica. Il consiglio, dal momento che si tratta di interventi non necessari per la salute, di rivolgersi sì ad un chirurgo qualificato, ma preferibilmente di eseguire gli interventi in ambiente ospedaliero ed almeno con una notte di degenza in clinica, evitare quelli che io definisco gli interventi mordi e fuggi. Senza dubbio la mastoplastica additiva. Intervento più richiesto a partire dal 18° anno di età. Diversi anni fa ebbi il privilegio di essere l'unico veneto nel team del Ministero della Salute dove fu approvato il registro nazionale delle protesi mammarie. In realtà la gente lo ricorda perché è stato il primo momento in cui vi fu il divieto di rifare il seno alle minorenni. In realtà si trattava di un disegno di legge molto più articolato, in cui ogni paziente che si fosse sottoposta ad intervento poteva avere tutte le garanzie del caso, sapere che tipo di protesi era stata impiegata, la durata di questo tipo di protesi e il costante monitoraggio nel corso degli anni. La mastoplastica additiva è quindi l'intervento che permette di aumentare, ma anche di rimodellare il proprio seno, quindi si riserva sì alla giovane in cui purtroppo la natura non è stata prodiga e non l'ha dotata di un seno prorompente. Ma direi che la maggior parte degli interventi di mastoplastica vengono eseguiti nelle donne dai 35 ai 50 anni, quando in seguito a una o più gravidanze e conseguente allattamento il seno si è vuotato ed un po' sfiorito. Quindi l'utilizzo delle protesi di ultima generazione consentono, oltre ad aumentare il volume del seno o a rimpiazzare se il seno è sfiorito, consente di eseguire un intervento su misura, in quanto le protesi sono di forma naturale e vengono utilizzate in base a precisi parametri anatomici della paziente. Diciamo che la paziente prima dell'intervento è in grado di prevedere esattamente quello che sarà il risultato definitivo. Le protesi utilizzate hanno una garanzia a vita. A differenza dei materiali degli anni precedenti o dei materiali dei giorni nostri, ma di scarsa qualità, esistono delle protesi che possono essere tranquillamente portate dalla paziente per 20 o 30 anni di vita. Questo vale per tutti gli interventi di chirurgia plastica, quando le aspettative del paziente sono esagerate. Allora, io dico sempre che la chirurgia plastica è fatta il 50% di psicologia e il 50% di tecnica. La visita preliminare con il paziente o la paziente
è il momento in cui approfondiamo qual è la richiesta, ma soprattutto quali sono i desideri. Il chirurgo scrupoloso, di fronte a una richiesta esagerata o una richiesta che non sarà in grado di soddisfare, sarebbe bene rifiutarsi l'intervento. Addirittura negli Stati Uniti, dove durante la visita del chirurgo plastico si affianca spesso lo psicologo, era stato addirittura creato un acronimo con le 5 categorie da sconsigliare, ed erano il single o la single, l'immaturo, l'uomo in generale, l'uomo ha molte più aspettative rispetto alla donna, l'over expectant, cioè chi ha aspettative esagerate, e la personalità narcisista. Queste sono le 5 categorie in cui, per quanto il chirurgo possa eseguire un intervento a regola d'arte, non soddisferà mai il paziente, per cui è molto meglio rifiutare l'intervento subito. L'effetto principalmente consiste in quello che la gente comune chiama rigetto, in realtà si chiama contrattura capsulare, ovvero, cerco di essere semplice, la protesi è un corpo estraneo e come tale l'organismo ci costruisce intorno una pellicola protettiva. Quando questa pellicola non è più dell'ordine di qualche millimetro, ma è molto più spessa, il seno diventa rigido, il seno diventa poco naturale e nei casi estremi diventa anche dolorante. È vero però che con le protesi di ultima generazione, se negli anni 70-80 un 20% delle donne poteva avere questa complicanza, attualmente siamo sull'ordine dell'1-2% circa. E ribadisco la qualità del materiale protesico impiegato. Allora, l'immediato post-operatorio consiglio di non fare movimenti eccessivi con le braccia o attività sportiva per i primi 15 giorni. I controlli post-operatori consistono nell'ecografia ad 1 anno di distanza dall'intervento, associata alla mammografia dopo i 40 anni, che in ogni caso sarebbe buona norma che qualsiasi donna dovrebbe eseguire a prescindere dall'intervento di mastoplastica. Gli uomini attualmente rappresentano un 10-15% degli utenti della chirurgia plastica. È chiaro che il tipo di intervento è completamente diverso. Non a caso l'intervento più gettonato fra i signori uomini è la rinoplastica. Qual è la differenza rispetto alle donne? Che la donna si rivolge al chirurgo con il desiderio di un naso senza difetti e dopo, se durante la visita si scopre che ci sono anche dei problemi di respiro, accettano volentieri nello stesso intervento di sistemare questo e quello. I signori uomini invece si avvicinano al chirurgo dicendo che respirano male, ma quello non è altro che la scusa per poi rifarsi il naso. Bene, dottor Cicogna, noi la ringraziamo per le preziose informazioni che ha condiviso con tutti noi. Speriamo di aver risolto a molti dei vostri dubbi e soprattutto di aver fatto chiarezza in un settore che di chiarezza e professionalità oggi necessita assolutamente. Il dottor Cicogna resta a vostra disposizione, quindi non esitate a contattarci tramite i nostri social network, tramite la nostra mail, quindi info@sgyren.it, oppure dottore la possono contattare direttamente presso il suo studio. Certo che sì, a disposizione per ogni chiarimento. Alla prossima. Alla prossima!